Due tragedie che, seppur distinte e diverse tra loro, fotografano una situazione sempre più drammatica, quella degli incidenti stradali provocati da automobilisti che perdono il controllo del loro veicolo e, schiantandosi, si portano via anche le vite di innocenti passanti. È successo ancora a Verona, lungo la strada statale 434, la Transpolesana, una delle strade a più alto tasso di mortalità in Veneto, dove Matteo Tambalo, 42 anni, piccolo artigiano della zona, stava falciando l'erba vicino all'area di servizio Eni ed è stato centrato da un furgone il cui conducente, stando alle prime informazioni, ha perso il controllo del mezzo travolgendolo. Matteo Tambalo gestiva una ferramenta a Cerea, si era svegliato presto per finire il lavoro prima di andare in negozio. Per lui inutili anche i soccorsi, pur tempestivi, troppo forte l'impatto che non gli ha lasciato scampo. Una tragedia avvenuta a poche ore di distanza da un nuovo grave incidente, l'11° in un mese, in provincia di Treviso. Kevin Carraro, un ragazzino che sarebbe diventato maggiorenne tra qualche giorno, è stato investito da un'auto nella notte a Campigo di Castelfranco Veneto mentre rientrava a casa a mezzanotte in bicicletta assieme ad un gruppetto di amici. Non è chiaro cosa sia successo. L'auto, che proveniva lungo la stessa direzione alle spalle del gruppetto, l'ha preso in pieno ed anche in questo caso i disperati tentativi di rianimare il giovane sono stati vani. Una dinamica che ricorda il dramma sfiorato a Mestrino, nel Padovano, pochi giorni fa, dove un gruppo di ragazzi è stato travolto da un'auto uscita di strada. Tutti salvi, ragazzi, quasi un miracolo per loro, mentre invece il numero delle vittime di questa estate drammatica continua a salire.